Siamo in piena estate, molti di voi sono partiti per le vacanze, ma chi resta in città e non deve lavorare, che cosa fa? Saluto intanto il nostro ospite Amedeo Colella, che potrei definire docente di napoletanità e divulgatore. Prima di venire da te, Amedeo, facciamoci intanto un giro a Napoli, a Mappatella Beach, la spiaggia del popolo di Napoli. Guardate. Se lei dovesse scegliere fra i Caraibi o questo lido, Io ho girato mezzo mondo. Napoli, la città più bella del mondo. vacanze estive, c'è chi parte e invece chi rimane in città. Andiamo a vedere a Napoli, sulle spiagge della città, come si sono organizzati. Come si passano queste giornate di mare. Si passano bene a Marcellino. Si sapesse. Ma voi vi siete organizzati il pranzo al sacco? Acqua, frutto. Solo frutta per un pranzetto leggero? No, leggero, poi ci avevamo a fare con il primo piatto di fronte. Cosa sta mangiando? Una finta fresella. Ma e i pomodori? Non ci sono. Come ci si organizza queste giornate di mare? Ho fatto una passeggiata così, momentanea, un paio d'ore. Quindi si scende di casa e si approfitta del mare vicino. Esatto. Voi sotto l'ombrellone, ditemi la verità, vi siete portato qualcosa da mangiare? No, io verso le 11 me ne vado perché sono prima mattina e poi che il sole è pesante. C'ho un'età e non è più come prima. 86 anni, Vabbè, ma fatto ieri. Auguri! Cosa mangiate sotto l'ombrellone voi? Una bella Macedonia. Solo frutta? Frutta a volontà. Quindi a Napoli non si usa più la frittata di maccheroni, la parmigiana? Altri tempi. Ah! Salsiccia dentro. Melanzana al funghetto con salsiccia dentro? Sì. E dopo li mettiamo nei panini. È una giornata di mare in città. Esattamente. Come si sta? Benissimo. Ecco, Mappatella Beach. Amedeo, tu la conosci bene, Mappatella Beach? Beh sì, anche se la mia generazione era sempre chiamata Lido Mappatelle, poi con l'internazionalizzazione della città l'abbiamo chiamata diventata Mappatella Beach. Senti Amedeo, Beh, ma mi togli una curiosità, sì. perché Mappatella? Beh, la mappatella in lingua napoletana, la mappata è il fagotto, no? È l'involucro, l'involto, l'involucro degli abiti, per esempio. Era la mappata che gli emigranti portavano, per esempio, sulla testa quando andavano in America, la mappata del viandante. Questo termine meraviglioso napoletano deriva dal latino mappa mappam. Sai cos'era la mappa mappam? Era un telo, un tessuto che i convitati ad un banchetto in epoca romana dovevano portare. Serviva sia a pulirsi le mani, ma anche a pulirsi la bocca dopo aver mangiato. E questo telo, che in napoletano poi diventa amappina, che ha la stessa radice, da mappa, mappan, e mappina è lo strofinaccio da cucina in lingua napoletana, serviva anche a raccogliere gli alimenti non consumati. Cioè, quando tutto quello che era rimasto... raccogliere, Sì. diventa una doggy bag e si portava a casa. Esatto, questa. a Napoli lo chiamiamo il cartoccio e si fa Cartoccio. sempre dopo i matrimoni e tutte le grandi feste. La mappina diventava mappata e si portava a casa. Naturalmente la mappata era distribuita, le mappatelle, queste piccole mappate erano distribuite in tutta questa spiaggia. Contenevano il costume di ricambio, gli abiti da cambiare, contenevano qualche piccola cosa da mangiare, l'abbiamo visto nel servizio. Insomma, chi non poteva permettersi un lido a pagamento faceva vacanza in città e doveva lasciare la mappatella sulla spiaggia prima di gettarsi a mare. Ecco, Tutte queste mappatelle nasce il lido mappatelle. Ecco, Amedeo, ma a proposito di chi non può partire, no? E in vacanza e rimane in città. Un tempo i nostri nonni non partivano per le vacanze, non c'era questo concetto di vacanza che abbiamo oggi, no? E si chiamava la villeggiatura. Sì. No, ma questo è un termine che noi a Napoli usiamo ancora tantissimo. Dove vai in villeggiatura quest'estate? La villeggiatura è un termine... Insomma, è un termine desueto, potremmo dire, antico, e derivava proprio dall'andare per ville. C'era la villa di campagna, le persone che se lo potevano permettere, e quindi naturalmente loro potevano cambiare residenza per qualche periodo dell'anno e recarsi nelle ville estive, soprattutto d'estate. Pratica che poi si fa risalire addirittura ancora più dietro agli antichi romani. I patrizi romani avevano le ville d'ozio, soprattutto lungo la costa campana. Che ne so, Stabia, Ercolano, Posillipo.
Posillipo. Posillipo c'erano le più grandi ville dei patrizi romani. Lo stesso nome Posillipo è dal greco pausillipon, che significava proprio pausa dal dolore, il dolore delle occupazioni quotidiane. E rende bene l'idea, pausa Sì, dal sì. dolore pensando a Posillipo. Ed erano le ville di ozio, anche se la parola ozio, diciamo che oggi è un po' diversa, perché oggi per noi l'ozio è il dolce far niente, lasciarsi completamente andare. Ma nell'antica Roma l'ozio era qualcosa di più complesso, era la sospensione delle attività politiche, commerciali, i negozia. E si cominciava invece a dedicarsi all'ozio, nel quale si curava la persona, si curava la casa. No? Lo si studio, curava, la appunto, riflessione, lo studio, il momento per progettazione. dedicarsi a Era cose quindi più quasi elevate. qualcosa di molto vicino a quello che il professor De Masi, il compianto sociologo, molto familiare qui a Rai 1, diceva l'ozio creativo. Solo nell'ozio Certo. si può trovare lo spazio per Certo. progettare. Ma senti Amedeo, voglio tornare alle immagini che abbiamo visto nell'RVM, perché abbiamo visto insomma la frittata dei maccheroni. Io non lo pronuncio bene perché sono piemontese Sì. e ti dirò, quando io andavo al mare con Sì. mio padre, con la famiglia, era al massimo un pezzettino di focaccia. Invece questo c'era concesso, nient'altro. E invece qua la frittata ai maccheroni. Vabbè, allora partiamo da questo. Un popolo di mangia maccheroni come il popolo napoletano non si fa mancare la pasta manco in spiaggia. La frittata dei maccheroni è il simbolo di tutti i pranzi fuori porta, di tutte le gite fuori porta, è il simbolo del lunedì in albis, dei pranzi sulle spiagge. La frittata dei maccheroni tra l'altro nasce come cibo di recupero, perché nasce per riutilizzare le parti avanzate di pasta. Da me non avanzava molto, la mia generazione mangiava pasta anche 2 volte al giorno e si vede, come puoi notare. Ecco, oggi comunque una volta al giorno la pasta E non ce la facciamo e non mancare. di più. Avremo modo poi di riparlarne altre volte. Grazie per averci fatto assaporare un po' della tua Napoli.